Ciao, buonasera a tutte e buonasera a tutti, spero stiate tutti bene. Oggi è il 31 di ottobre e questa sera, questa notte probabilmente molti di noi festeggeranno la festa di Halloween, soprattutto chi ha bambini, chi ha ragazzini. E mi piaceva oggi ricordare un'antica tradizione veneta, perché io sono veneta, vivo in Veneto e sappiamo che qui nella nostra regione esistevano degli insediamenti di Celti e i Celti, un po' come tutti i popoli antichi, avevano moltissime usanze e moltissime tradizioni e tra queste c'era l'usanza appunto di celebrare il cosiddetto Capodanno celtico che avveniva proprio nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, cioè questa notte. Il Capodanno celtico in sostanza sanciva e celebrava un passaggio tra la stagione calda, la stagione estiva e la stagione invernale ed era l'ultima occasione per effettuare il raccolto. È chiaro che per le popolazioni antiche e in generale per le popolazioni prevalentemente rurali l'attaccamento alla terra e l'idea appunto di poter fare un certo tipo di raccolto era fondamentale per la sopravvivenza, per l'economia, per la socialità, eccetera, eccetera. E quindi in questo senso questa notte era una notte importantissima ed era fondamentalmente una notte di passaggio. Era una notte di passaggio nella uno scenario ad un altro, nella quale era anche possibile, grazie alla intercessione dei druidi, che il mondo dei vivi venisse a contatto con il mondo dei morti. E quindi è una notte intrisa di spiritualità, di esoterismo, di magia, di contatto con un mondo altro, con un mondo che non è quello razionale e contingente. La cosa sicuramente affascinante è l'idea del passaggio, cioè in questa notte si celebrava il passaggio da una dimensione ad un'altra, da una fase stagionale ad un'altra, dal mondo dei vivi al mondo dei morti. E quindi la bellezza di questo, di questa, la bellezza simbolica di questa notte è proprio l'idea del movimento. Il passaggio implica sempre e comunque un movimento, si va da una parte verso un'altra e quindi la cosa a cui mi piace pensare è che in qualsiasi momento, anche esistenziale, ci si trovi, l'importante è comunque il muoversi, il non stare fermi. Non importa poi se il momento e la contingenza sono positivi o meno positivi, l'importante è proprio non stare fermi, l'importante è assecondare il flusso e quindi assecondare questa idea del passaggio. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buonissima e divertentissima notte di Halloween, notte di Samain, una notte celtica, la notte dei morti, un po' come la vogliamo chiamare. Grazie ancora e al prossimo appuntamento. Ciao, grazie.